Sarà un grande ritorno, i serralli di Sottoguda potranno essere di nuovo visti e ammirati da tantissima gente. Parla Andrea De Bernardin. Era lui il primo cittadino di Rocca Pietore durante quelle nefaste giornate di fine ottobre del 2018 in cui la tempesta Vaia imperversò nelle vallate dolomitiche con una forza e una violenza tali da modificarne la morfologia per gli anni a venire. Su tutti Rocca Pietore fu probabilmente il comune più colpito dalla forza della devastazione del vento e dell'acqua che, oltre a isolare e inondare il paese di fango e detriti, spazzarono via uno dei luoghi più caratteristici della Val Pettorina, i serrai di Sottoguda. Domani, a quasi 6 anni di distanza da quel tragico evento, una delegazione della Regione Veneto, guidata dal presidente Zaia e dall'assessore Giampaolo Bottacin, inaugurerà la riapertura di quello che è tristemente divenuto il simbolo della fragilità del territorio montano. Uno dei fulcri turistici più importanti della provincia di Belluno, che faceva da attrazione anche per le vallate vicine più blasonate del Trentino Alto Adige, un ripristino complesso di lavori che ancora sono in essere. Ci è voluto un impegno enorme sia economico che di forze umane e di professionisti che hanno costantemente lavorato in questi 6 anni per portare a compimento, secondo me, un ripristino del territorio che sicuramente lo rende più forte per degli eventi futuri che questo cambiamento climatico ci porta sempre più spesso. 13 milioni di euro l'importo investito per ricostruire il percorso pedonale che guida i visitatori nella Forra Rocciosa, lunga poco più di 2 chilometri e cinta da pareti alte 60 metri, che ne fanno un monumento alla bellezza delle opere realizzate dalla forza modellatrice della natura e che prima del disastro era visitato da circa 100.000 visitatori l'anno. Dal 1° agosto il via alle visite turistiche accompagnate, mentre si dovrà attendere la prossima estate per l'ultima fase dei lavori che riporteranno il gioiello di Rocca Pietore allo splendore di un tempo. Mi auguro che tanti vengano a vedere la nostra meraviglia.